10 dipendenti della TUA hanno ricevuto la notifica di conclusione delle indagini preliminari per l'inchiesta che li vedrebbe come protagonisti per truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio. Tutto avrebbe avuto inizio qualche anno fa, quando gli autisti, secondo l'accusa, avrebbero cominciato a fare la cresta sui biglietti, vendendoli a un prezzo maggiore di quello dovuto o addirittura riciclandoli e rivendendoli più volte. E sempre secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero deviato il percorso degli autobus per proprie esigenze personali, anche non rispettando le fermate, a danno degli utenti che aspettavano invano. Adesso gli avvocati difensori dei sospettati chiederanno al GUP di non procedere con il rinvio a giudizio. In particolare gli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Rampello, che difendono la metà degli indagati, sottolineano come l'inchiesta sia partita da una denuncia dell'azienda stessa. La società avrebbe licenziato dei dipendenti a seguito di una relazione investigativa commissionata sempre dalla TUA ad un proprio incaricato, relazione che si baserebbe su un solo giorno lavorativo per ogni dipendente. E continuano gli avvocati difensori nei numerosi giudizi proposti davanti al giudice del Tribunale del Lavoro di Agrigento, che vanno avanti da quasi 2 anni. È stato accertato che tutti i licenziamenti della TUA si basano su fatti del tutto privi di prova e privi di ogni valore. I legali ricordano inoltre che tutti i licenziamenti della TUA sono stati annullati dal Tribunale con apposite ordinanze, mentre i lavoratori ingiustamente licenziati sono stati reintegrati dal giudice. La TUA però ha di fatto impedito ai lavoratori, nonostante le loro ripetute richieste, di tornare concretamente al lavoro, preferendo pagare stipendi e contributi ai lavoratori, ma imponendogli di restare a casa.